Rieccoci al Minuto Politico in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contini. Ci arrivano un sacco di domande per lei, vero Elsa? Sì, ci arrivano domande anche dall'estero per lei, quindi stiamo parlando di fuori Italia. Orca? Sì, che orca. Sì, anche all'estero. E allora ce la scrive questa, il signor Paul Darcy da Londra. Chi scrive da Londra? Paul Darcy da Londra. Cioè lei è sicura? Paul Darcy. Da Londra? Sì. Paul Darcy. Scrive da Londra? Da Londra Paul Darcy. Ma è sicuro o no? Paul Darcy. Non lo so, insomma lui ci ha scritto. Assessore, insisterete sulla linea d'Italia alla sanità? Ma ringrazio l'amico Paul Darcy da Londra. Vedi, noi sulla sanità abbiamo una politica molto precisa che si ispira a un proverbio. Ci domandiamo sempre, ma se una mela al giorno toglie il medico di torno, in Val di Non, gai dottori? Ma che razza di domanda sei? Infatti, ma cosa dice? Ma lei piuttosto, assessore, ma cosa chiediamo agli amici a casa? Piuttosto chiediamo all'assessore Ciano Contini che cosa farete per la salute dei cittadini. Questa è la cosa interessante. Vede, noi per la salute dei cittadini abbiamo un progetto che vuole fare stare bene la cittadinanza fin dal mattino, dalle prime ore, appena che si sveglia uno è contento. Come? Con una barzelletta che noi inviamo sui telefonini dei nostri cittadini, una bueada, insomma, fa ridere a mattina. È un progetto che si chiama Mattino Teridi. Perché al mattino Teridi? Ma c'è anche una domanda, Mattino Teridi, e ora Mattino Teridi, progetto corposo, immagino. Corposo lo portiamo avanti dal 1995, pensi che ci costò all'epoca 400.000 lire, cioè adesso con l'euro si raddoppiato, costa 400.000 euro, ma insomma... Scusi, non è raddoppiato. L'euro è raddoppiato tutto. Sì, ma non da 400.000 lire a 400.000 euro abbia pazienza. I cittadini sono contenti, ne vale la pena. Funziona, che arriva da che tu tipo domani mattina mandiamo questa taglia, ascolta. Certo, perché è facile confondere un scimpanzé con un orango. No. Perché è simie. È simie. Perché sarebbe simie, no? Sì, l'ho capito, Comunque è facile confonderle, sono scimmie. No, è simie, non fa ridere in italiano, è simie. Sì, no, infatti. Minuto Politico si conclude qui. Hai capito, capire? Simie. Sì, ma non fa ridere in italiano. Sono scimmie. Simie. È una domanda. Dovresti conoscere le scimmie. Si può parlare di grande cinema in pochi minuti? Beh, ci proviamo sempre qui a Momento Critico, la nostra rubrica cinematografica in compagnia del grande critico Vianeo da Mestre. Ciao Coco Amore. Ciao Coco Amore. Questa sera parleremo di un grande classico, Il Signore degli Anelli. Trama. Allora, Frodo, un hobbit con l'hobby del cazzeggio, deve portare un anello e buttarlo dentro a un vulcano da cui è stato forgiato, per sconfiggere così la lobby del male. E quindi un hobbit con tanti hobby sconfiggerà la lobby. Wow! Sì, e così nella terra di mezzo tornerà la legalità. Critica. Certo che parlare di legalità con uno che si chiama Frodo, anche perché come diceva sempre Frodo, non sei che seppi fa nero che mandiamo a finanza. Sì. Vabbè, alla prossima puntata di Momento Critico. Grandissimo.